questo video andremo a guardare insieme la poca teoria che deve sapere il bianco quando affronta la variante con la struttura pedonale del nero con D6 e D5. Una struttura pedonale molto giocata dal nero in questa variante, quindi è molto importante sapere cosa fare. In particolare andremo a vedere quando il nostro avversario non gioca l'importantissima H6. Perché H6 è importantissima? Perché sembra una mossa veramente strana, comunque poco scontata da fare, poco naturale. È una mossa importantissima perché H6, quindi questa mossa qua, impedirà al nostro alfiere di andare in G5. Perché questo è importante? Perché nella struttura pedonale che andremo a trattare, quindi con il pedone in D6 e in E5 del nero, senza il pedone in C7, la casella in D5 sarà debole, quindi sarà una casella su cui girano un po' tutti i nostri piani. Noi la vogliamo andare a sfruttare e un alfiere in G5 ci aiuta molto perché va a eliminare il cavallo in F6 che solitamente si trova appunto in F6 in questa struttura pedonale ed è un cavallo importantissimo perché difende la casella in D5. Quindi una volta eliminato questo difensore per noi sarà molto più facile portare a termine un po' tutti i nostri piani. Quindi iniziamo subito. Vi renderete conto che in questo video non ci sarà tanta teoria, anzi c'è solamente una linea, ma perché in realtà è una linea molto lineare. Basta sapere i piani, dove mettere i pezzi e poi il nero può fare più mosse, però la sostanza non cambia, cioè le mosse del bianco sono praticamente sempre quelle, quindi anche molto bella da giocare perché è molto difficile sbagliare e come vi dicevo all'inizio del corso i piani in questa linea contano molto più della teoria, perché una volta che conosciamo i piani dopo tutto diventa più facile. Quindi donna per D4, la linea che guardiamo è questa qua con alfiere D7. Dopo alfiere per C6, alfiere per C6. Qui giochiamo cavallo C3, come vi avevo già accennato nel video di introduzione. Qua il nero, per giocare la struttura pedonale con D6 e D5, ha due modi. Il primo è giocare cavallo F6, che è una mossa che va bene. Però dopo alfiere G5 non bisogna assolutamente giocare E5 perché il pedone non è stato spinto in H6, quindi come vi dicevo questo alfiere potrà eliminare il cavallo difensore della casella in D5. E qui il nero può benissimo giocare cavallo F6, ma deve giocare ad esempio una mossa come E6. Quindi deve giocare una mossa che non indebolisce questa casella e qua il nero andrà a mettersi con l'alfiere in E7 e guarderemo nel dettaglio anche questa variante più avanti nel corso. Qui giocare E5 è un errore ed è la linea che andremo a guardare oggi. Questa linea qua può essere giocata anche con E5 subito. Noi spostiamo la nostra donna in D3, quindi in questa linea qua alla fine la cosa importante da ricordare è che la donna quando viene attaccata deve andare in D3, non c'è tanto altro da sapere a memoria. Qui andiamo adesso a guardare la linea con cavallo F6 che è sbagliata perché qui il nero deve assolutamente giocare la mossa H6, ve l'ho ripetuto 100 volte ma voglio che vi entri in testa perché così se il vostro avversario non dovesse giocare H6 grande festa e si porta a termine il nostro piano. Quindi dopo donna D3, oggi andiamo a guardare la linea con cavallo F6 che è sbagliata perché noi mettiamo il nostro alfiere in G5. Qui la linea principale è alfiere 7. Guarderemo anche una partita modello dove il mio avversario gioca donna B6, una partita che ho giocato anche recentemente, però ok, donna B6 non è granché. Alfiere 7 è la mossa che tiene più duro, diciamo, e qua noi andiamo a giocare torre di 1, quindi posizioniamo la nostra torre su una colonna aperta che fa una batteria con la nostra donna e va ad attaccare la debolezza in D6 che è un pedone arretrato. Ok, qui nero potrebbe giocare donna 5, adesso abbiamo già idee di mangiare il cavallo e quando l'alfiere ci ricattura mangiamo il pedone in D6. E se ovviamente il nero ci dovesse ricatturare con il pedone indebolirebbe anche questa casella qua, quindi anche questa casella qui sarebbe raggiungibile da un nostro pezzo. Quindi mettiamo caso al rocco alfiere per F6, G per F6, ovviamente questa qua è strategicamente andata come partita. Quindi qui dopo donna A5 noi andiamo a giocare alfiere per F6, quindi eliminiamo il cavallo difensore. Qui G per F6 ancora una volta ha gli stessi problemi di prima, indebolirebbe questa casa qua e dopo ci sono due caselle bianche deboli, i nostri cavalli le raggiungono entrambe molto facilmente, ovviamente stanno attenti a questa inchiodatura qua. Vabbè, prima arroccheremo, ma ok, non è un problema, la struttura pedonale dopo, cioè, la struttura pedonale diventerà rigida e quindi poi il nero potrà farci veramente poco. Quindi dopo alfiere per F6, alfiere per F6 e qua l'unica cosa da tenere a mente è che catturare il pedone in D6 non va bene
Perché qua magari il nero gioca torre di 8, la nostra donna non ha tante case, dobbiamo tornarcene in A3 e ok, con la donna in A3 il nostro avversario cambierà queste donne, cambierà anche la torre, per esempio torre per D1, re per D1, donna per A3, B per A3 e ok. Qui probabilmente stiamo comunque meglio, però allo stesso tempo non è assolutamente necessaria, cioè ci siamo indeboliti inutilmente la struttura pedonale e gli alfieri del nostro avversario potrebbero prendere vita in futuro perché rispetto alla posizione di prima questo alfiere qua potrà avere un futuro su queste diagonali, mentre con il pedone in D6 no. Quindi dopo alfiere per F6 dobbiamo tenere a mente che ci sono certi casi in cui catturare il pedone va bene perché è un pedone gratis, però ci sono anche altri casi dove invece catturare quel pedone lì non è così essenziale perché in realtà il problema principale del nero è questa casella qua in D5. Quindi eliminare questo pedone qua a volte, non sempre, perché negli scacchi non ci sono regole fisse e valide al 100% sempre e comunque, però a volte catturare questo pedone invece aiuta il nero a liberare per esempio i suoi alfieri o comunque a giocare torre di 8 e in questo caso la nostra donna dovrebbe andare in A3 e ovviamente non è quello che vogliamo. Quindi dopo alfiere per F6 qui giochiamo una manovra molto molto utile che dovete tenere a mente perché è una manovra fortissima e non banale da vedere con il bianco, che è cavallo di 2. Qua si possono giocare tante cose, magari si può giocare anche a rocco corto, ma cavallo di 2 è particolarmente forte perché adesso qual è l'idea? L'idea è andare in C4 dove comunque attacchiamo la regina del nostro avversario e il pedone in D6 che schifo non fa, ma soprattutto mettendo caso che il nostro avversario dovesse difendere tutto, un'altra idea è quella di portare il cavallino in E3 e usare entrambi i cavalli per atterrare in D5, quindi usare i cavalli per atterrare sulla casella debole.